Assessore Chessa, oggi abbiamo presentato lo spot per la stagione turistica 2021. Sorvolando sulle bellezze della Sardegna e sull'unicità dei suoi prodotti, come si può concorrere con altre regioni turistiche europee e mondiali in presenza di alcuni vincoli per l'attività di impresa in ambito turistico? Per fare alcuni esempi, per esempio l'assenza per esempio di un casino in Sardegna. Come si possono quindi attirare tutti i target turistici possibili per un'offerta turistica limitata? Sì, la Sardegna intanto promuove unicità, non è in competizione con nessuno, noi non siamo in competizione. Certo, altre nazioni hanno leggi differenti, lei ha citato il casinò, ma noi abbiamo un bellissimo mare, abbiamo un bellissimo interno, abbiamo il paesaggio che altri non hanno. Dobbiamo saperci vendere ciò che abbiamo, fare marketing nella nostra terra. Lo stiamo facendo in modo condiviso, i risultati stanno arrivando. Luglio-agosto abbiamo numeri veramente importanti, cosa che non hanno altre nazioni, il bellissimo mare ci fa fare la differenza, noi dobbiamo andare oltre il mare, proprio desaggionizzare, è su questo che stiamo lavorando. La stagione del 2021, ormai i giochi pressoché sono fatti, andrà bene, ma stiamo già pensando al 2022. Da sardo e da assessore, come valuta il danno d'immagine del che recente caso che ha interessato un traghetto della Moby? Andiamo avanti, non sono le polemiche che fanno raggiungere i risultati, le polemiche portano altre polemiche. Io sono abituato a programmare e a lavorare e non amo le polemiche, ci scivolano addosso. Venite in Sardegna, venite sani e ripartite più sani, questa è un'isola felice.